Non ne frega un cazzo però ora. Lo so, ma non ne frega un cazzo di Tirate di capelli, un ceffone, la ragazza, 14 anni appena, che viene punita da almeno 2 coetanei, fatta inginocchiare, lasciata urlare e implorare. Sono state identificate e denunciate alla Procura dei minorenni di Venezia le baby bulle del Duomo, che da oggi, su ordine del questore di Padova, che ha firmato nei loro confronti il cosiddetto Daspo Willy, non potranno avvicinarsi per un anno a Piazza Duomo e alle aree e vie limitrofe. Cosa posso fare per rimediare? Mettiti in ginocchio e chiedile scusa. In ginocchio. Un'indagine lampo, quella condotta dagli agenti della squadra mobile della questura, che ha dapprima portato a dare un nome e cognome alle presunte autrici del fatto, 2 sedicenni accusate di minaccia e violenza privata aggravata in concorso. Il provvedimento sottoscritto dal questore è stato notificato dagli agenti della divisione anticrimine. Se saranno trovate nell'area interdetta, per loro potrebbe scattare la reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 10 fino a 24.000 euro. Le indagini non sono concluse. La polizia sta infatti cercando di dare un nome anche agli altri ragazzi e ragazze, probabilmente minori, che hanno preso parte al terribile atto di bullismo, senza esitare un attimo a riprendere tutto per poi diffonderlo sui social quasi a mo' di trofeo.